Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. The music loud, women walk, being kicked around. This is how I walk. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Rome 2 Total War. Quest'oggi ci troviamo nuovamente qui pronti all'assalto nei riguardi della nostra nuova regione che abbiamo appena adesso conquistato. Bene, allora siamo riusciti a spazzar via la flotta avversaria che era appunto nelle vicinanze della nostra Namnetum, la nuova città che appunto abbiamo appena adesso occupato con il nostro esercito principale. Sicuramente dobbiamo scacciare anche le ultime flotte che appartengono ai Namneti. Come potete ben vedere, i corni di Cernoros, ritroviamo anche i venti della vendetta accompagnati anche dai campioni di Rudianos. Sono tre flotte che ovviamente vanno distrutte, perché se si raccogliessero insieme all'ultimo esercito che appartiene agli avversari alla fine ovviamente del loro territorio potrebbero creare particolari problemi. Quindi nel prossimo turno cercheremo di spazzare immediatamente via queste flotte. Allora certamente dobbiamo stare attenti a questa ultima città appartenente agli avversari. Con la nostra spia cercheremo di tenere ovviamente sotto controllo questo territorio, però io vorrei un po' svincolare l'ultimo esercito che appunto abbiamo all'interno della nostra città di Eblana. Vi ricordate appunto l'esercito con il quale siamo riusciti a ottenere il controllo della nostra cittadina? Beh, sicuramente dopo parecchi turni possiamo ottenere il suo controllo. Allora, ancora l'ordine pubblico, come potete ben vedere, è in positivo per circa 3 punti, quindi sicuramente possiamo aumentare ancora di più l'ordine pubblico convertendo l'altare di Toutatis, ovvero il nostro edificio religioso standard, in qualcosa di diverso, come per esempio possiamo trovare un edificio molto interessante, come per esempio l'altare di Rosmerta. Ci conferirà 8 punti in più all'ordine pubblico per turno e in più altri 2 punti per l'editto Panem et Circenses. Quindi io direi che potrebbe essere una mossa davvero fantastica se decidessimo quindi di attuare questa costruzione. Quindi in 5 turni avremo la possibilità di realizzare il tutto al prezzo di 1600 monete e quindi riusciremo a svincolare il nostro esercito di guerrieri del Guado per portarli direttamente nel nostro territorio, quindi francese odierno, per aiutarci ovviamente nella conquista delle nuove terre. Bene, allora io direi intanto che è arrivato il momento di passare il turno per spiegare un pochino le mie mire di conquista. Allora, dopo, attenzione che intanto un generale nostro ha guadagnato una particolare abilità. Vediamo un po', io cercherei di mantenere più il miglioramento dello zelo, perché visto che queste popolazioni non sono convertite alla nostra cultura, dobbiamo avere sempre qualcuno con la mano forte che riesca quindi a convertirle. Bene, allora lasciamo un attimino il 208 a.C. su questa prospettiva, vediamo se possiamo abbandonare il turno da questa sezione. Mi sa di no, peccato. Bene, ritorniamo nuovamente nella nostra sezione principale. Allora, dopo aver ottenuto il controllo di Cenabum, speriamo quindi di conquistare la città con perdite davvero ridotte, ci lanceremo, come dire, all'assalto della città di Lemonum, quindi ci addentreremo verso la Francia centrale. Magari riusciremo ad avere il controllo anche di questo territorio e intanto i Namneti propongono un bel trattato di pace. Il nostro corno d'acciaio è abbastanza arrabbiato per la guerra con i Namneti, ovviamente l'azione militare contro i Namneti, ovviamente sono abbastanza arrabbiati i nostri cari amici, però ci propongono un trattato di pace. Allora certamente rifiutiamo, perché le nostre mire di conquista, vi ricordo che attenzione, questi movimenti bruschi, le nostre mire di conquista ci portano verso sud, perché come diceva appunto il nostro obiettivo principale, dovremmo andare a conquistare l'Italia, addirittura i territori limitrofi all'Italia, quindi dobbiamo per forza passare per questa strada. Intanto abbiamo scoperto degli agenti in incognito nelle vicinanze della nostra città, quindi io direi intanto di scagliare la nostra unità marina nei confronti degli avversari, ed ecco che certamente se la danno a gambe nel mar, appunto nell'oceano Atlantico. Vediamo di andare, ecco, potete vedere che continuano a scappare, però abbiamo grandi possibilità, vento in poppa, e andiamo immediatamente, attenzione, troppo lontani. Bene, schieriamoci immediatamente contro i rinforzi avversari e mandiamo a fargli fare una bella visita proprio in fondo al mare a questa fantastica imbarcazione. Vediamo di mandarla immediatamente a picco. Andate a fare una visita al dio del mare, ragazzi, che è seduto col tridente che vi aspetta. Benissimo, olè. Bene, questo esercito sicuramente potremmo utilizzarlo nell'entroterra, oppure possiamo magari condurre una sorta di aggiramento nei riguardi degli avversari con la conquista di questa città. Però vediamo di capire più o meno a chi appartengono questi territori. Allora, abbiamo 3 territori che appartengono a questi Pictoni. Ok, qui l'Aquitania, seguita da questo insediamento, e anche da un'altra provincia qui in basso. Quindi diciamo che i Vivisci posseggono una e sola città e diciamo regione. Allora, magari possiamo dichiarare guerra dopo aver conquistato i nostri cari Namneti direttamente ai Vivisci e riuscire ad attaccare su 2 fronti
quindi i Pictoni, però dopo aver messo a sicuro le nostre spalle alleandoci con gli Scerushi. Bene, potrebbe essere un'ottima strategia. Alcuni di voi mi hanno detto che appunto gli Scerushi non sono così abili nel combattimento come per esempio i Pictoni, però io vorrei avere le spalle coperte quindi dalla Belgica e dalla Germania minore, quindi intendo allearmi con loro stessi. Sicuramente l'accordo commerciale che abbiamo stretto nei turni precedenti ci aiuterà a mantenere vive le nostre finanze. Quindi intanto con questo esercito ci spostiamo vicino alla costa per far recuperare i nostri cari soldati che, come potete vedere, hanno bisogno di ben 6 anni e 4 anni, i rispettivi 4 anni, per recuperare ovviamente tutte le forze. Questo esercito a breve sarà integro, vediamo se possiamo assumere qualche mercenario, siamo al completo, mentre con la nostra cara ragazzona vediamo se possiamo manipolare questo Dachos, questo caro ragazzone avversario, con una bella persuasione. Proponiamogli un bel assegno nel suo conto in banca, vediamo che cosa ci risponde. Attenzione, ostacolato, l'abbiamo mandato a quel paese come al solito, sicuramente non siamo riusciti a convincerla a unirsi alla nostra causa, mentre con il nostro erede al trono, eccolo qui, Cassellavono, vediamo di far qualcosa nei riguardi dell'esercito avversario. Magari riusciamo ad assassinare qualcuno con un po' di veleno, oppure trovando un bel traditore. Vediamo se possiamo condurre un bel cesaricida nei riguardi del nostro avversario. Una bella pugnalata nelle spalle, però l'ha messo fuori uso per qualche mese. Allora, amico mio, mi sa che devi rimanere ancora qui, cerca di stabilirti da queste parti, mentre con il nostro esercito principale andiamo all'attacco. Cerchiamo di marciare nei riguardi del territorio gallico, vediamo di continuare ad avanzare. Benissimo, attenzione a particolari eserciti nelle boscaglie, perché potrebbero darci fastidio con delle imboscate. Intanto questo esercito portiamolo nella nostra città per diminuire il malcontento. Come vanno qui le operazioni di ricostruzione? Vediamo un po'. Per adesso l'ordine pubblico deve rimanere sotto il nostro controllo. Questa ovviamente è la nostra officina, la nostra fornace del bronzo. Io direi, ragazzi, di convertire la fornace del bronzo quando la situazione sarà migliorata e portare la nostra fornace del bronzo qui a Cenabum, se non ci fosse già, in modo tale da spedire truppe militari al sud in maniera più rapida, senza far fare tutto questo giro che ovviamente farebbero perdere punti, farebbe perdere sicuramente punti di movimento. Ok, io direi che per adesso i Namneti li abbiamo cacciati in mare in maniera davvero concreta. L'ammiraglio Baffone Magnum PI rimane disperso in mare, quindi io direi che possiamo passare tranquillamente, perché 3 unità sicuramente non destano un problema. Allora, vediamo di continuare adesso sempre su questa strada. Adesso cercheremo di migliorare i rapporti con i nostri Scerushi, sicuramente con un bel accordo diplomatico. Adesso vedremo un po' di capire cosa combinare magari nei prossimi turni per salvaguardare il nostro rapporto. Attenzione che i Namneti si lanciano in una azione disperata, ed ecco che anche le spie degli avversari nelle nostre boscaglie tentano di fare qualcosa. Allora, intanto nuovamente il nostro... Attenzione che... No! La nostra vergine di guerra, la Sextilla, la nostra cara ragazzona appunto è morta e deceduta proprio oggi. Poteva farci vincere la guerra in maniera molto più semplice, purtroppo è deceduta questa mattina. Allora, mi sa che dobbiamo reclutare un nuovo agente, vediamo se possiamo fare qualcosa. Allora, da queste parti io direi di reclutarlo immediatamente qui, ragazzi. Vediamo un po', mi avete consigliato, ecco, potete vedere, di notare tutte le sue particolarità. Magnum PI è qui pronto, vediamo un po'. Allora, gli effetti positivi dei nostri ragazzoni: raggiro, 3% successo in un raggiro, duello, ci serve un assassino più che altro, mentre questa è abbastanza brava. Meno 5 l'abilità offensiva corpo a corpo per tutte le unità nemiche. Questa è una sorta di piaga per gli eserciti, ma a me mi serve qualcuno che agisca proprio sul campo. Reclutiamo il nostro Prito, il nostro caro Magnum. Ok, al prezzo di 1100 monete cercherà di sostituire la sua cara e amata ragazzona. Intanto con questo esercito cerchiamo di procedere in avanti, vediamo di attraversare. Attenzione che si stanno già preparando altri uomini nemici, quindi vediamo di procedere con calma da questa parte. Ok, vediamo un po', gli avversari sono numerosi a noi stessi, quindi adesso vedremo un po' di stare molto attenti e magari cercheremo di organizzare un bel accampamento. Allora, dobbiamo certamente condurre un secondo esercito per darci una mano, ragazzi, perché in queste condizioni proprio non riusciamo a mantenere l'ordine. Cerchiamo adesso con il nostro caro ninja, eccolo qui, il nostro caro cesaricida, di eliminare questa dannata che si ritrova qui vicino a noi. Allora, assassinio, abbiamo ottime possibilità, però io direi di manipolarla, perché ci servirebbe una vergine di guerra in più. Vediamo con una bella tentazione del 95% quello che riusciamo a combinare. Vai, amico mio, vediamo un po'. Vai, offrigli un'ottima monetina. Dai che ci riusciamo. Attenzione a disertare. Ah, finalmente. Di solito non so se l'avete sentito, però come dire, gli esploratori hanno meno possibilità di successo nei riguardi delle vergini di guerra, e quindi è stato davvero un colpo di fortuna. Comunque adesso combatterà al nostro fianco e sarà un grande, come dire,
una grande carta che potremmo sicuramente volgere nei riguardi dell'avversario. Ok, per quanto riguarda la tecnologia, 4 turni al completamento del totem della tribù, sicuramente avremo più abilità nel combattimento corpo a corpo e magari più avanti continueremo a specializzarci nel consiglio druidico, che per adesso non abbiamo toccato. È un ambito davvero molto importante che aumenta la nostra ricchezza in maniera indiretta. Più avanti vedremo come. Allora, intanto voglio andare nella sezione diplomazia. Sono passati diversi anni e sicuramente i nostri cari Sherushi stanno migliorando le nostre relazioni. Potete vedere che abbiamo per adesso una grande importazione che proviene direttamente dalla Germania, dalla Magna e dalla Minor Germania. Vediamo come vanno adesso i trattati diplomatici. Ci troviamo ancora in situazioni neutrali. Vediamo se possiamo offrirgli magari un pagamento per renderli, come dire, per rendere omaggio, una sorta quindi di dono nei riguardi di loro stessi. 3.000, anzi 1.900 monetine potrebbero andare abbastanza bene. Proponiamo questa offerta e quindi miglioriamo il nostro rapporto. Bene, hanno accettato la nostra offerta e quindi annulliamo il tutto per ritornare certamente alla nostra mappa di conquista. Finiamo il turno e lanciamoci nuovamente nella nostra cara mappa conquista. Allora ragazzi, vi do una piccola novità su GTA 5. Nei prossimi giorni arriveranno dei gameplay proprio su Grand Theft Auto 5 e come vi avevo detto appunto in passato, non ho effettuato gameplay perché dovevo sbloccare diverse attività secondarie, missioni secondarie, che proprio per alimentare un po' più il gioco. Quindi nei prossimi giorni arriveranno dei gameplay su Grand Theft Auto 5, sicuramente ne arriveranno parecchi. Allora, per quanto riguarda, attenzione che sono usciti direttamente dalla Tana i Namneti con ben 2100 uomini circa, compresi anche le baliste, proprio gli scorpioni celtici, che provengono sicuramente dalla città a destra, e sicuramente questa potrebbe essere la battaglia che segna la vita o la morte dei Namneti. Io direi di combatterla nella prateria, nonostante tutto il ninja avversario, quel barbone, ci ha avvelenato sicuramente i pozzi, però cercheremo di combatterla. I vincitori di Obrauco, ragazzi, che hanno spazzato l'intera Britannia del centro e del nord con un tiro di schiocco, e adesso si trovano a combattere nel bel mezzo della Gallia contro le spade della gloria. Una battaglia che sicuramente verrà ricordata nei libri di storia, e vedremo un po' se il nostro esercito avrà la meglio in battaglia o dovrà cercare qualche anno in più per ottenere la conquista della città di Cenabum. Bene, allora, vediamo un po'. Ok, finalmente sul campo di battaglia. Vediamo, sicuramente non possiamo scegliere le condizioni meteorologiche, o almeno cercare di far uscire la carta necessaria per giocare nel modo migliore la battaglia, però proprio perché ci ritroviamo come difensori. Allora, vediamo un po', gli avversari sicuramente non hanno problemi a livello territoriale, hanno una piccola collina sulla destra che non credo che venga utilizzata, sicuramente si schiereranno direttamente da questa parte e noi faremo lo stesso. Allora, abbiamo davvero tanti uomini per quanto riguarda ovviamente gli schermagliatori. Li posizioneremo in prima linea, proprio qui, benissimo. Ok, ci sono stati degli aggiornamenti, come potete vedere, per quanto riguarda il colore delle... ovviamente un piccolo dettaglio estetico, il colore appunto del posizionamento. Ok, posizioniamo immediatamente le nostre truppe di lancieri in seconda linea, eccoli qua, dei lancieri che ovviamente hanno un morale abbastanza basso, quindi cerchiamo di utilizzarli come carne da macello. Benissimo. Posizioniamo anche le unità principali, come dire, la colonna portante del nostro esercito, ovviamente le nostre spade. Il nostro generale purtroppo non si ritrova per adesso in battaglia perché sarà stato ucciso o addirittura ferito da quel dannato ninja che si ritrovava là intorno. Le ultime lance vediamo di metterle nelle retrovie per ovviamente pararci il nostro sederino in un eventuale attacco della cavalleria. Allora, vediamo un po', proprio da questa parte, benissimo. Mentre per quanto riguarda le cavallerie vorrei giocarle in modo differente. Allora, vediamo di utilizzare 2 unità di cavalleria da una parte, ma io queste unità di cavalleria non li vorrei far scontrare con il nemico, cioè con le cavallerie avversarie, bensì effettuare una sorta di aggiramento per confondere il nemico. Questa cavalleria invece la terremo un po' più vicina al nostro esercito per tenerla, come dire, un pochino più sotto la nostra attenzione. Benissimo, queste unità possono essere raggruppate e che la battaglia abbia inizio. Allora, non vediamo proprio un accidente, mettiamoci con la nostra modalità cinematica. Cosa vedete ragazzi là in fondo? Ah, una bella macchia nera. Vi siete, come dire, finalmente avete conosciuto i vestiti. Ecco, i nostri ragazzoni hanno capito come ci si veste. Però, eccoli, intanto anche i nostri ragazzoni qui sempre a petto nudo. Eccoli che alzano le spade. Forza ragazzi, prepariamoci a combattere. Allora, vediamo un po'. Hanno schierati al centro dei frombolieri entusiasti. Io direi di avanzare immediatamente perché i ragazzoni hanno gli scorpioni da combattimento e sicuramente sono macchine d'assedio che potrebbero falciare la nostra fanteria proprio in un batter d'occhio. Qui dietro cos'hanno? Vediamo un po'. Ah, ecco gli uomini liberi di leva che marciano proprio verso l'orizzonte. Altra cavalleria leggera, vediamo un po' le sue caratteristiche. 22, 34
4 come attacco corpo a corpo. Attenzione. Il nostro generale è sotto attacco. Ecco, sicuramente questi dannati scorpioni da guerra potete vedere come iniziano a lanciare queste dannate frecce proprio nei riguardi dei nostri uomini. Cerchiamo di avanzare nella maniera più rapida possibile perché il nostro generale, pseudo generale, poiché il nostro è stato ferito, cerca appunto di sopravvivere, visto che sta subendo un grave fuoco, un grave bersagliamento da parte degli avversari. Vediamo di avanzare immediatamente con le altre unità di cavalleria. Benissimo, cerchiamo di resistere, miei uomini. Avanti, vediamo di metterci proprio nel combattimento. Avanti, vediamo. Hanno abbastanza frombolieri celti però, dannazione. Abbiamo quindi ben 4 unità contro 3 unità. Maledizione, mi sa che dobbiamo confrontarci in maniera più rapida. Avanti, dobbiamo ancora fare qualche altro passo in avanti. Ecco, il nemico, come dire, rimane proprio cauto nella sua posizione. Prendiamo queste lance e portiamole insieme alle nostre cavallerie che potrebbero farci comodo. Facciamo la stessa cosa da questa parte. Benissimo, cerchiamo di avanzare proprio in queste condizioni. Vediamo come vanno i nostri cari schermagliatori. Ci troviamo ancora un pochino indietro. Vediamo di renderci in condizioni tali da effettuare un ottimo fuoco di copertura. Ok, avanziamo con questa unità di lancia. Con le cavallerie vediamo di dare un po' di fastidio. Ok, cerchiamo di scordinare il nostro avversario. Avanti, avanti. Iniziamo il combattimento. Attiviamo la nostra modalità di ricarica aumentata. Ok, adesso attiveremo la modalità cinematica, ragazzi, però prima devo sistemare le nostre unità di combattimento. Vediamo come sta andando. Forza, ragazzi, ci troviamo in leggera difficoltà. Vediamo di far avanzare i nostri uomini. Dobbiamo certamente attaccare questo lato. Avanti, cerchiamo di sfondare. Avanziamo anche con le nostre unità di lancia. Non possiamo rimanere così ecco che avanzano anche gli avversari. Ci tufferemo immediatamente nella mischia. Avanti anche il nostro generale a tutta manetta. A tutta manetta. Andiamo. Benissimo. Ecco delle unità di lancia che sicuramente attaccheranno da questa parte. Le cavallerie sul retro. Attenzione. Vediamo di spingere da questa parte e da quest'altra. Benissimo con queste unità. Le unità di frombolieri continuano a colpire. Torniamo immediatamente sul campo di battaglia. Avanti, si stanno raggruppando. Le unità nemiche sono un po' sconcertate per tutto quello che sta avvenendo. Non so se riusciamo a vincere questa battaglia, ragazzi, ma almeno ci proviamo. A tutta forza le lance in avanti. C'è una gran confusione qui in mezzo. Torniamo con la modalità cinematica in compagnia di questa unità. Forza, tutta manetta, carica. Eccoci. Mamma mia, attenzione a tutti i nostri uomini. Si lanciano proprio all'attacco. Vediamo cosa succede da questa parte. Che gran confusione. Ok, ecco, maledizione. Vediamo di spingere con le nostre cavallerie nelle retrovie. Andiamo, miei uomini, attaccate. Attiviamo anche la nostra modalità carica frenetica per spingere i nostri uomini al tappeto e chiuderli a tenaglia. Ottimo, peccato che questi lancieri non si sono mossi nella maniera più rapida. Ok, eccono che arrivano le nostre cavallerie. Eccole che arrivano. Carica. Grande scontro. Vediamo di continuare il combattimento. Mamma mia, addirittura il generale nemico è morto. È caduto al tappeto nella grande carica Icena. Vediamo di continuare. Qui abbiamo anche delle altre lance che non faranno scappare gli avversari. Attiviamo immediatamente la nostra modalità frenesia per aumentare la nostra capacità di far fuoco e soprattutto di muovere la spada molto più velocemente per affettare la carne in maniera proprio concreta. Grande tattica, grande battaglia, una battaglia abbastanza semplice, però sicuramente non era scontata perché gli avversari erano più di noi e sicuramente se fossi rimasto ad aspettare gli avversari mi avrebbero falciato i frombolieri che sicuramente erano in inferiorità numerica. Quindi vediamo di stare attenti, cerchiamo di uccidere queste dannate unità che tentano di fuggire, quindi vediamo di continuare in avanti con i nostri uomini, specialmente con le nostre cavallerie, perché meno uomini faremo tornare a casa, sicuramente meno uomini ci ritroveremo nella prossima battaglia. Comunque ottima battaglia, fatemi sapere, ragazzi, le vostre opinioni riguardo di questo combattimento, sicuramente quello che avreste fatto voi e sicuramente una nuova, una possibile tattica alternativa migliore di questa per vincere questa battaglia. Comunque torniamo immediatamente nella nostra mappa conquista. Usciamo dalla nostra battaglia, vittoria eroica, non decisiva, però abbiamo fatto fuori circa 1400 unità. È sicuramente un buon numero. All'avversario rimangono circa 600 uomini e abbiamo falciato anche come dire, gli scorpioni bellici, che davvero erano dei problemi per gli assedi. Sicuramente le macchine d'assedio in difesa sono davvero una piaga per i nostri uomini. Attenzione, colpo di gladio, attenzione, il nostro caro Rocky Marciano lo manda al tappeto con una vittoria eroica, indebolendo anche la milizia appartenente alla città principale. Comunque abbiamo ottenuto davvero un ottimo risultato. Adesso è il nostro turno, vedremo di fare qualcosa di meglio.